Saluto gli amici del Movimento 5 Stelle. Siamo sotto un traliccio della linea Planais Udine Ovest da 380.000 della Terna, e sotto un traliccio che è un terzo esattamente dei tralicci che si dovranno costruire o si vorranno costruire fra Re di Puglia e Udine Ovest. La questione dell'energia in questa regione ha davvero toccato il fondo con la vicenda di questo elettrodotto. L'elettrodotto rappresenta un po' la madre di tutte le questioni dell'energia elettrica regionale e oserei dire un caso emblematico, rappresentativo, per quanto vergognoso, del comportamento dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia riguardo dei problemi energetici. Questo elettrodotto è un pezzo, nient'altro che un pezzo di un piano più ampio che non è mai stato fatto vedere. È un pezzo che ha l'incombenza, una volta moltiplicato in distanza, in lunghezza, di provocare la costruzione e quindi il trasporto dell'energia, la costruzione di una serie di nuove fonti energetiche mantenute occultate per lungo tempo e che piano piano vengono fuori come delle tessere di un mosaico incognito alla popolazione e a molti degli amministratori locali, i quali non si curano né di conoscere i piani dell'energia né tantomeno di governarli. Dietro a questo elettrodotto, che parte da Re di Puglia per andare in mezzo alle campagne friulane e lì morire, almeno per il momento, c'è da una parte la mancanza di energia sufficiente ad alimentarlo e dall'altra la mancanza di una destinazione per usarne l'energia trasportata. Ma veniamo indietro con la storia. Questo elettrodotto evidentemente doveva servire a trasferire verso il nord Italia l'energia prodotta dalla mai realizzato, per fortuna, centrale nucleare di Fossalon a Monfalcone. Una volta decaduta la centrale nucleare, questo elettrodotto ha perso una delle ragioni di esistere. Allora subito, immediatamente fomentate e da una parte dalla realizzazione del rigassificatore di Zaule a Trieste, accanto al quale è prevista la realizzazione di una grossa centrale a gas che vive in simbiosi con quell'elettrodotto, dall'altra la realizzazione della mega centrale a carbone di Monfalcone, come se dopo le centinaia di morti che si sono verificati a Monfalcone per effetto dell'asbestos, dell'amianto, ci fosse ancora bisogno di provocarne di altri grazie alla polvere di carbone. A questo piano elementare si è aggiunta l'elettrodotto del Carso triestino, che è stato realizzato con l'inganno, ovvero con il pretesto di ammodernare una linea esistente, in realtà realizzandone una nuova che passa in mezzo al tanto decantato Carso, in barba a tutti i vincoli che legano il Carso alla più assoluta inedificabilità. L'elettrodotto doveva poi congiungersi con la zona del rigassificatore attraverso, in quel caso, un elettrodotto interrato che, vincendo il dislivello dal livello del mare ai 400 metri della stazione elettrica del Carso, di Padriciano, doveva raggiungere, collegare questi due punti interrato a 380.000 volt. A differenza invece degli elettrodotti che
si sarebbero dovuti realizzare nella pianura friulana, alti, con piloni alti fino a 60-70 metri, quindi 3 volte più alti dei campanili dei borghi, un elettrodotto che, passando a zigzag in mezzo alle campagne friulane, avrebbe realizzato una penalizzazione assoluta, definitiva, di quelle che erano le vocazioni agricole del territorio friulano, le vocazioni, diciamo, e tutte le possibilità di vita in questo territorio dominato in maniera permanente da questo mostro che anziché passare ininterrato come tutte le popolazioni residenti avevano richiesto, questo elettrodotto appunto doveva passare in aereo come una specie di forche caudine del terzo millennio, tanto da obbligare la gente a subirle a dispetto della loro volontà e della volontà dei loro amministratori locali. Questo elettrodotto è stato combinato e approvato prima che fossero, diciamo, mandate avanti e completate tutte le procedure di legge approvative. È stato concordato con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, in una trattoria romana, presente una schiera di deputati regionali. Siamo di fronte a un caso di malgoverno, che ha trovato una serie di fautori e una serie di complici. Complice soprattutto lo Stato italiano, che da 24 anni non redige il piano energetico nazionale. 24 anni sono tanti, in 24 anni la nostra esistenza è stata cambiata, la tecnologia è sopravanzata, eppure lo Stato italiano rinuncia a decidere e lascia ogni decisione, apparentemente, ad un'autority per l'energia, la quale non ha operato, e non ha operato coscientemente, scientemente non ha voluto operare, anche perché dovete sapere che nello Stato italiano l'autority per l'energia, anziché essere un ente assolutamente indipendente, è sussidiato dalle società che dovrebbe controllare, le quali società, non dandogli i soldi, rendono praticamente impotente l'autority, e l'autority di ciò si fa forza per rinunciare alla propria facoltà di intervento e di controllo, al punto che ha finito per delegare una serie di funzioni ai controllati. Ora, se tanto mi dà tanto, è evidente che nella periferia italiana, nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, si sia creato un atteggiamento servile nei confronti di una società che in fondo è una SpA, al punto di aver preteso di obbligare i sindaci a sottoscrivere un accordo per la realizzazione di questo elettrodotto prima ancora di avviare le procedure del via. Quindi in condizioni assolutamente di incompetenza dal punto di vista tecnico e di non competenza dal punto di vista amministrativo, anche perché non avevano ricevuto alcun mandato dal loro consiglio. Ma non bastò questo. Fu inscenata una assemblea di sindaci, facendo arrivare i sindaci che non erano affatto interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto, e naturalmente costoro, non essendo interessati, approvarono l'opera, facendo pacchetto e mucchio contro quei pochi sindaci che, avvertiti da una diffida
emanata dal comitato, nella quale li metteva in guardia di fronte a un possibile reato, si erano schierati contro l'elettrodotto. Sono passati, da quel momento sono passati 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo di lotte, 5 anni e mezzo caratterizzati da una serie di soverchierie che dimostrano lo smarrimento dei valori della democrazia e della Costituzione italiana. Lo smarrimento avvenuto attraverso una serie di violente anche furbate, ma anche di furbesche atteggiamenti da parte sia del proponente che dell'amministrazione regionale, dei consiglieri regionali, talvolta anche di opposizione. Costoro si abbassarono a tal punto da mettere la terna sul piedestallo contro la volontà generale e inscenando dei veri e propri ricatti di carattere energetico ed occupazionale per far sì che l'opera fosse realizzata così come era stata imposta dalla terna. L'elettrodotto Re di Puglia Udine Ovest non è l'unico elettrodotto di queste dimensioni previsto nella nostra regione. È già pronto ed è già richiesto un altro elettrodotto che dovrà partire dalle valli del Natisone e arriverà anch'esso a Udine Ovest. I 2 eletrodotti insieme porteranno un'energia che è sufficiente per far funzionare mezza Italia. L'altro elettrodotto, già previsto e già contemplato nel piano in via di approvazione della Terna, è quello che fomenterà il raddoppio della centrale nucleare di Krško nella vicina Slovenia e quindi incentiverà nella Slovenia, che allo Stato non vuole questo elettrodotto, la gratuita realizzazione del raddoppio di una centrale nucleare in prossimità della nostra terra. Questi eletrodotti vanno contro l'interesse futuro delle prossime generazioni e contro l'articolo 9 della Costituzione, che parla in termini chiarissimi della tutela del paesaggio. Noi siamo uno Stato che potrebbe tranquillamente vivere di cose pulite e non lo facciamo perché corrompiamo il nostro territorio e corrompiamo soprattutto la nostra democrazia, le nostre funzioni pubbliche e uccidiamo quel poco che è rimasto di capacità reattiva della gente e di voglia di partecipazione delle nostre genti. Questo elettrodotto è alto sui 70 metri ed è appositamente alto per poter superare e scavalcare tutti gli elettrodotti e gli ostacoli che incontra per la sua strada. Questo in particolare, il Re di Puglia Udine Ovest, è un elettrodotto che viene contrabbandato per essere innovativo, per essere artefice di una maggior sicurezza del sistema regionale ed è realizzato, dicono, grazie a questo nuovo elettrodotto, saranno eliminati 110 km di linee vecchie. Badate bene, linee vecchie che proprio per essere vecchie dovrebbero essere comunque eliminate, comunque demolite. E quindi non è un vanto di questo elettrodotto, perché in ogni caso, sia a farlo interrato che a non farlo, comunque queste linee dovranno essere demolite perché per definizione sono vecchie. Oppure, e questo lo dice la stessa Terna, perché ci sono circa 180 case che passano sotto, che stanno sotto questi eletrodotti da demolire, quindi in condizione di assoluta insicurezza. Alle mie spalle ci sono a destra e a sinistra 2 case.
che stanno in prossimità dell'elettrodotto, costruite prima della realizzazione di questo elettrodotto. Sarà un caso, ma in una sono morti in 2 per tumore, nell'altra altri 2 sono morti per tumore e una altra terza persona sta morendo. Sarà un caso, ma sotto questo elettrodotto, dall'altra parte, le viti muoiono. E questo forse non è solo un caso.